C'è un circuito che è stato chiamato circuito ZTL Network, è stato ideato dalla regione del Veneto ed consiste in un'app, in pratica un sistema, con il quale i possessori di permesso di disabilità per le auto, che quindi possono entrare nel loro comune con appunto l'auto perché appunto hanno il permesso, e se il comune di residenza si iscrive in questo circuito, può entrare anche nelle altre città dove c'è la ZTL senza dover fare ulteriori passaggi burocratici. In sostanza, il residente del comune di Chioggia che ha il permesso del disabile, se il comune di Chioggia si iscrive a questo network, non serve poi che il residente di Chioggia vada anche a Padova a registrarsi, perché in automatico gli consente di entrare a Padova piuttosto che a Verona, piuttosto che eccetera. Questo servizio non è che è stato ideato da una settimana, ma è stato ideato da oltre 3 anni, forse 4, e ce ne dà comunicazione l'ex assessore della Giunta Ferro, il dottor Luciano Frizzero, persona con evidenti difficoltà nel camminare, e che a suo tempo aveva sollecitato la stessa giunta dove partecipava, e la cosa era stata poi procrastinata. Ricordiamo tutti che doveva entrare in funzione la ZTL con la giunta Ferro e poi è stata rimandata dall'amministrazione Armelao. Sembra che partirà a gennaio, personalmente ho molti dubbi, ma comunque lasciamo perdere. E quindi adesso che ormai sono quasi 3 anni che c'è l'amministrazione Armelao, e in questo caso l'assessore al sociale è il dottor Sandro Maragon, si auspica che questa diciamo, iscrizione a questo network venga fatta, perché sappiamo benissimo, siamo quelli che lo sottolinea tante volte, tutti gli uffici comunali, ospedali, forze dell'ordine sono gravemente sotto organico, quindi è difficile poter fare tutto, però francamente dopo oltre 3 anni sembra veramente impossibile che non si sia ancora riusciti a iscriversi e a registrarsi a questo tipo di servizio. Sono tante le persone che hanno questo problema, e visto che la tecnologia aiuta, speriamo che l'amministrazione possa fare presto anche questo. A novità dolce e salato in Viale Veneto a Sottomarina, tra le specialità di Chioggia al venerdì trovi anche le golosità portate da Napoli, dalle 1000 varianti di Bussolà al Casatiello, dai panini nostrani ai formati campani, panini ricchi e gustosi con ingredienti della cucina campana e tante specialità, non solo salato ma anche tanti dolci gustosi con ingredienti speciali, golosi rulli farciti e gustosi torroni. Novità dolce e salato è aperto tutti i giorni, anche la domenica mattina, ma il sabato sera dalle 9 alla mezzanotte potrai gustare ciambelle e brioche calde in tanti e tanti gusti diversi.